coronavirus approvati dall'Istituto Spallanzani, test rapidi made in Veneto, la soddisfazione dei medici dell'equipe trevigiana che hanno portato avanti il progetto, una svolta per la ricerca dei contagiati. Al di oggi intanto lo screening per insegnanti e personale scolastico in 4 distretti, 430 esami nelle prime 4 ore, è un dovere fare questa analisi, dicono, per la sicurezza di tutti. 6 mesi fa il primo contagio nella Marca con il dramma di Luciana Mangiò a Paese, oggi 84 nuovi positivi, ancora una volta più che in tutto il Veneto. Scontro Marcon-Sartoretto sul contagio del candidato sindaco di centrosinistra dagli altri avversari al voto, giudizio unanime, una polemica inutile per distrarre dai veri problemi della città. 10 minuti di furia maltempo come un'apocalisse, Verona in ginocchio stamane in sopralluogo del governatore Zaia nelle zone più colpite, decretato lo stato di crisi per 45 comuni veneti. Razzia dei ladri al vivaio di Mogliano, Bulegato di Mogliano, non trovando contanti, ma malviventi per ripicca devastano una delle serre, le sorelle titolari dicono tanti sacrifici e poi ti fanno questo. Rilancio dell'ACC di Mel, dalle banche ancora silenzio sul prestito ponte necessario a finanziare il piano industriale, sindacati e lavoratori increduli. Ha compiuto 106 anni la sua Ponte di Piava, tornata dall'affetto della comunità e nonna Lucia dispensa anche consigli ai giovani. Telespettatori di Antenna 3, il telegiornale di Treviso, dunque avete visto e sentito dai titoli in primo piano. Parliamo ancora una volta dell'emergenza coronavirus, del monitoraggio sulla situazione coronavirus. Sono 84 i nuovi contagiati nella Marca oggi, tra il report mattutino e quello del pomeriggio. Ne parleremo fra poco in un servizio. La notizia più importante di oggi arriva però dall'Istituto Spallanzani, perché sono stati approvati i test rapidi made in Veneto e potremmo dire made in Treviso. È arrivata la soddisfazione ovviamente della equipe trevigiana che ha portato avanti questo progetto, una svolta, dicono, per la ricerca dei contagiati. Intanto oggi sono partiti gli screening rivolti a insegnanti e personale scolastico. 430 nelle prime 4 ore, 106 a Treviso, 127 a Conegliano, 106 a Castelfranco e 60 a Oderzo, e i diretti interessati dicono è un dovere farli. Sentiamo. Lo Spallanzani ha promosso, tra virgolette, quello che il dottor Rigoli e tutti i microbiologi del Veneto, ma su spinta forte della Regione Veneto, di portare avanti questo test rapido, questo test veloce. Una validazione da parte del laboratorio di virologia dell'Istituto Spallanzani di Roma, partita su richiesta del Ministero della Salute e della stessa Regione Veneto, dei test rapidi antigenici per il Covid-19 che si stanno effettuando presso gli scali romani di Fiumicino e Ciampino e presso gli ospedali pubblici Dravin del Veneto, passo che rappresenta una svolta in termini di efficacia e rapidità, che parte proprio dal lavoro dell'equipe trevigiana del dottor Roberto Rigoli, direttore della microbiologia di Treviso, che ha espresso in una nota l'infinita soddisfazione per il risultato del lavoro serio di una squadra di professionisti che non si sono tirati indietro di fronte all'emergenza e che ha dimostrato, continua la nota, come il Veneto sia stato sempre all'altezza sia per la diagnostica che per l'organizzazione, ma ad essere interessati dall'attività di screening a partire da oggi sono i potenziali 18.000 insegnanti e personale ATA che hanno aderito e aderiranno su base volontaria a sottoporsi al test rapido prima della ripartenza scolastica. Dovrebbe essere obbligatorio, secondo me. Comunque poi ognuno la pensa a modo suo, però è un lavoro a rischio anche il nostro. Siamo a contatti con tanti bambini, con tanti ragazzi, ed è giusto tutelare loro e tutelare noi stessi. È un diritto dovere, è una questione di senso civico. Lavoriamo con i bimbi e quindi è giusto tutelarli. Sono favorevolissimo, stiamo in coda e va bene così. E proprio per gestire territorialmente al meglio i flussi, oltre ai 4 punti di accesso diretto, al Caffoncello di Treviso, all'ospedale di Oderzo, al distretto di Conegliano e in modalità drive-in all'ospedale di Castelfranco, si pensa ad altri spazi. Chiederemo ai sindaci in particolare di mettere a disposizione delle palestrine comunali dove i medici di famiglia potrebbero fare loro i test, insieme aiutati e coadiuvati dai nostri infermieri. Autodichiarazione alla mano che attesti l'appartenenza alle categorie scolastiche interessate e via ai test rapidi che si svolgeranno anche martedì 25 agosto e dal 31 agosto al 6 settembre. Lo dicevamo, 84 i nuovi contagi nella Marca per la giornata odierna. Su questo numero
sospeso ovviamente i tamponi dell'azienda Trevalli di Vazzola. Ci sono quindi c'è da capire anche questa situazione e capire anche domani cosa emergerà dal confronto con la prefettura da parte dell'ULSS sulla proposta di fare una zona rossa proprio nell'azienda. Buona notizia invece per la residenza per anziani Bombozzolla, dove tutti risultano negativi. 24 agosto, una data emblematica. Sono passati 6 mesi esatti dal primo contagio nella Marca, quello riscontrato su Luciana Mangiola, 76enne di paese, contagio che le fu fatale. Ad oggi lo scenario che fa rabbrividire quando affiorano i ricordi è radicalmente cambiato. Nonostante la curva dei contagi in provincia continui lentamente a salire, nessun paziente è ricoverato in terapia intensiva. Sono 84 i nuovi casi positivi di oggi, che confermano la provincia di Treviso prima per numero di contagi del Veneto, molti dei quali legati al focolaio dell'azienda AIA di Vazzola, che nei giorni scorsi ne contava 125 e ai loro familiari sottoposti a tampone. Un centinaio di tamponi effettuati in queste ore ai lavoratori dell'azienda che, rientrati dalle ferie, vengono monitorati. L'ULSS annuncia l'incontro col prefetto domani, invocato dalle parti sociali che chiedevano di valutarne la chiusura. È certo che la situazione è sotto controllo, ecco, voglio tranquillizzare anche il mondo sindacale. Domani ci siamo sentiti col prefetto, Sua Eccellenza il prefetto, si organizzerà un incontro parte sindacale, azienda ULSS, quindi noi e la parte produttiva e quindi l'azienda stessa e sindacati, in modo tale da poter insieme vedere come portare avanti la questione AIA. Sul fronte Caserma Serena si annuncia una nuova tornata di tamponi ai migranti ospitati, ma la struttura al centro dell'attenzione nazionale per il maxi focolaio si avvia a diventare Covid-free entro gli inizi di settembre. Abbiamo la maggior parte dei migranti che sono all'interno della Caserma Serena che si sono negativizzati, quindi sostanzialmente sono guariti. Ne restano circa 60-65 da ritestare, lo faremo mercoledì. Poi ci sono i numeri di chi rientra dalle vacanze, una quindicina le positività per chi è arrivato da Francia, Croazia e Spagna. Infine le buone notizie arrivano dalla struttura residenziale per anziani di Farra di Soligo, che all'ultima tornata di tamponi ha registrato tra ospiti e personale tutte negatività al Covid-19. Il Bombozzolla si avvia verso la normalità, anche se precauzioni e procedure di controllo restano all'ordine del giorno. Intanto oggi i lavoratori della sanità privata anche a Treviso in protesta. Abbiamo sottoscritto una preintesa nazionale il 10 giugno scorso e al 31 di luglio le associazioni di categoria ancora non hanno ratificato il contratto. Noi oggi ci troviamo in Veneto ad avere più o meno 10.000 lavoratori senza contratto e quindi oggi siamo a chiedere a tutte le prefetture, anche a quella di Treviso, di farsi parte in causa per poter concludere in maniera positiva il contratto ed evitare quindi uno sciopero. Chiediamo anche però alla politica e a Zaia che intervenga su questo, perché non è di auspicio che dica che la sanità nel Veneto è eccellente quando effettivamente ci sono situazioni di questo genere. La richiesta riguarda 10.000 lavoratori del Veneto, 1.500 dei quali nelle strutture della Marca. Sono infermieri, OS, fisioterapisti, tecnici di radiologia, eroi in periodo di pandemia che ora si trovano ad inseguire le loro tutele. Lavoratori del San Camillo, del Giovanni XXIII, della Nostra Famiglia, dell'Oras di Mota di Livenza. Ricordo solo che la Regione Veneto, ad esempio per i lavoratori pubblici, ha finanziato complessivamente 60 milioni di euro per riconoscere, come posso dire, un premio dovuto a chi ha gestito l'emergenza. Questi non solo non vedranno un centesimo del premio, ma vedono negato quello che è un contratto che attendono da ben 14 anni. E domani la protesta si sposterà in regione per chiedere all'assessore Emanuela Lanzarin di farsi portavoce con il governo con una richiesta: la sospensione immediata di tutti gli accordi contrattuali delle strutture private accreditate con le ULSS sino alla sottoscrizione definitiva del rinnovo del contratto nazionale. Adesso apriamo la pagina politica, che però è strettamente legata, come sappiamo, al Covid. Perché? Perché
certamente saranno elezioni sulle quali il Covid peserà. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, anche nelle scorse settimane. Allora vi facciamo rivedere anche in questo telegiornale di Treviso il sondaggio che abbiamo lanciato nel telegiornale del Veneto e che avrà la sua conclusione a Ring. Lo vediamo, Covid e polemiche, ci riferiamo ovviamente anche alla polemica del bonus da 600 euro, insomma un po' di disamore dei cittadini per la politica, anche per queste situazioni, ma poi anche ovviamente il Covid. Secondo voi c'è un rischio astensione ed è un timore paventato da più parti in queste settimane? Se per voi c'è questo rischio, 0422 162 6691, se per voi invece è no, 0422 162 6690, la chiamata è gratuita, non preoccupatevi se sentite il numero occupato, il vostro voto viene registrato e poi questa sera l'esito del sondaggio a Ring. A proposito di polemiche, regna sovrana ancora la polemica a Castelfranco tra i candidati Stefano Marcon e Sebastiano Sartoretto, candidati sindaco. Il tema è quello del contagio, ma gli altri avversari hanno un giudizio preciso su questa vicenda. Sentiamo. Non ci sono ancora nemmeno i manifesti elettorali, ma sotto questo sole d'agosto continua a ribollire la polemica politica tra l'attuale sindaco Stefano Marcone e Sebastiano Sartoretto, uno degli sfidanti alle prossime comunali a Castelfranco. Al centro la positività al tampone per il coronavirus di Sartoretto, che Marcone avrebbe divulgato in piena campagna elettorale. Una vicenda appare già sul tavolo dei giudici, ma anche del prefetto, che dovrebbe prendere in esame al suo ritorno in città nei prossimi giorni. Contrasti tra Marcone e Sartoretto che vengono giudicati inutili dagli altri 3 candidati in gara per la guida della città. Ritengo sbagliate le posizioni di entrambi, perché il sindaco non può dare dati sensibili ai giornali soprattutto, mentre il candidato sindaco Sartoretto avrebbe dovuto dire subito a tutti della sua positività. Questa è una polemica che non ci include, non ci interessa, per noi è importante rimanere sui temi. Se fossi stata ancora sindaco, la prima cosa che avrei fatto sarebbe stato prendere il telefono e chiamare Sartoretto, chiedere come sta, capire qual era la situazione prima di prendere qualsiasi altra iniziativa. Poi penso che continuare su questo, insistere su questo tema sia quasi un'operazione di distrazione di massa, mentre oggi dobbiamo parlare di Castelfranco. Candidati che sul tema ribattono indicando le loro priorità per Castelfranco. La scelta degli assessori, che non devono essere di Castelfranco, non devono essere di un gruppo politico, ma devono essere scelti attraverso curriculum, scegliendo professionisti esterni. Un altro punto importante è quello del question time, cioè portare proposte direttamente in consiglio comunale da parte dei cittadini. È importante che si ricordino gli strumenti amministrativi che possono essere introdotti in consiglio. Il tema ambientale non rimanga un'intenzione, ma si trovino veramente gli strumenti per attuarlo. A oggi tante segnalazioni arrivano ancora quotidianamente, anche a me, sul tema ospedale. Ci sono dei disagi che i cittadini subiscono, dobbiamo affrontarli e risolverli. Vicenda in sospeso quella tra Marcone e Sartoretto, vicenda in sospeso anche quella dei candidati al ruolo di governatore del Veneto che sono in sospeso in queste ore. Elezioni regionali. Puntualmente, come ogni tornata, c'è il capitolo esclusi, che per questo 2020 sarebbero le liste di Loris Palmerini, Ivano Spano e Simonetta Rubinato. E mentre per i primi 2 la contestazione sta nell'assoluta mancanza di firme, per l'ex parlamentare trevigiana le contestazioni riguardano le firme invece raccolte nella provincia di Verona e soprattutto la somiglianza del logo per il candidato presidente con quello di Luca Zaia. Va subito detto che tutti hanno già presentato ricorso e che stanno attendendo il responso della Corte d'Appello di Venezia e che tutti comunque sono pronti a ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale. Del resto, afferma Simonetta Rubinato, per queste elezioni le regole pare non siano uguali per tutti. I gruppi politici e i partiti che sono in Consiglio regionale si sono riuniti comodamente il 18 di agosto e hanno deliberato che loro si sono esonerati dalla raccolta delle firme. Quindi paradossalmente chi ha raccolto le firme adesso è sotto giudizio dell'ufficio elettorale e non sa se sarà ammesso alla competizione, parlo della sottoscritta,
E invece chi è già in Consiglio regionale semplicemente con un certificato presentato alla Commissione elettorale ha detto: noi le firme non serve che le raccogliamo. Siamo veramente fuori da un regime serio di democrazia. Noi difenderemo fino all'ultimo le firme che abbiamo raccolto. Non mi interessa tanto essere ammessa come candidato presidente o come lista. Quello che mi interessa in questo momento è che è inaccettabile, difenderò fino alla morte, in senso figurato, la volontà di quei cittadini liberi che sono venuti a darci la loro firma. Quelle firme ci sono, quella volontà dei liberi sottoscrittori va rispettata dalla burocrazia. Il maltempo devastante di ieri ha risparmiato la Marca trevigiana, ma le immagini della devastazione tra ieri e oggi di Verona soprattutto lasciano il segno, oggi il sopralluogo del governatore Zaia. Verona colpita al cuore da quello che viene definito oggi un tifone mediterraneo con raffiche di vento che hanno superato i 100 km/h abbattendo centinaia di alberi. Sulle strade, sui muri delle abitazioni i segni della devastazione provocata dalla pioggia che ha trasformato le vie del centro in fiumi di fango e grandine. Paragonabile ai disastri che ho visto io nell'alluvione 2010, a Vaia, a tutto quello che è stata la tromba d'aria nella riviera del Brenta. Il capoluogo e tutta la provincia scaligera ora tentano di rialzarsi, si puliscono case e negozi, si salva quel poco che è stato risparmiato dalla furia degli elementi. Oltre 200 le chiamate di aiuto arrivate ai vigili del fuoco, anche oggi al lavoro. Si stanno mappando le zone della città dove potrebbero esserci situazioni di pericolo. In tal senso l'ordinanza del sindaco Sboarina che ha chiuso i parchi gioco in via Prudenziale. La città è stata colpita a macchia di leopardo e dove vento e pioggia si sono abbattute hanno lasciato danni e distruzione. Io dico che sono decine di milioni di danni, cioè nel senso che qui non ce l'asciughiamo con poco, anche perché Verona è messa in ginocchio in alcune parti della città. È fondamentale che si provveda per il veronese e anche per il resto dei territori che hanno avuto danni. Sono 45 al momento i comuni veneti, 7 nel veronese, una ventina nel padovano, una decina nel vicentino, 3 nel bellunese, inseriti nello stato di crisi firmato dal governatore Zaia che ha chiesto ai cittadini di documentare attraverso fotografie i danni subiti per avanzare la richiesta di risarcimento. Domani mattina intanto si riunirà anche la giunta regionale. Facciamo uno stanziamento per le opere, le somme urgenze, ovviamente lo definisco, come si può dire, istantaneo, veloce, non risolutivo. Di fronte a quanto accaduto è necessario un intervento del governo, dicono con un'unica voce il governatore Zaia e il sindaco Sboarina. La mia città, spiega il primo cittadino, era già stata messa a dura prova dal lockdown e adesso questo. Il governo non può dare delle risposte alla città di Verona, perché, l'ho già detto prima, è una situazione straordinaria che si è verificata purtroppo in un periodo della vita della nostra città già straordinario di suo. In queste ore sono arrivate le telefonate di solidarietà e vicinanza del capo dello Stato Mattarella, del presidente del Senato Casellati, del ministro D'Incà. Il capo della Protezione Civile Borrelli, riferisce Zaia, mi ha comunicato di aver aggiornato il premier Conte sulla situazione. Significa che il governo è al corrente di quanto accaduto. Io spero che il governo dichiari lo stato d'emergenza, faccia un provvedimento in Consiglio dei Ministri. Solidarietà anche ovviamente dalla Marca, dal sindaco di Treviso Mario Conte, anche e soprattutto come presidente di ANCI Veneto. Fa suo l'appello di Zaia e parla e chiede al governo anche più risorse per i cittadini in chiave prevenzione. Sentiamo il suo intervento in diretta questa mattina con Francesca Bozza. Noi portiamo la nostra solidarietà, ma portiamo anche la nostra disponibilità a quei territori per poter aiutare in ogni modo, in ogni forma i nostri colleghi e le comunità appunto dei comuni colpiti da questo maltempo. Opere di prevenzione e di sistemazione idraulica sempre più necessarie e fondamentali proprio per tutelare i nostri territori. È fondamentale però che i sindaci abbiano a disposizione le risorse, perché se no noi possiamo annunciare, parlare e progettare, però poi se non abbiamo le risorse concretamente per poter mettere in campo opere pubbliche a tutela dei nostri territori rimangono solo chiacchiere
e le immagini che poi purtroppo sempre più spesso siamo costretti a vedere sono queste dei nostri territori messi in ginocchio dal maltempo. La coperta è sempre più corta e i sindaci stanno facendo i salti mortali per riuscire a garantire comunque i servizi ai cittadini e servizi di ottimo livello. Però i miracoli non è che possiamo continuare a farli tutti i giorni e su tutti i temi. Pochi istanti di pubblicità, poi ancora il telegiornale di Treviso. Rieccoci in diretta il telegiornale di Treviso, ripartiamo dalla cronaca, ladri in azione stavolta a Mogliano. Cercavano un ricco bottino, ma non avendo trovato nulla, hanno portato via per ripicca un vecchio PC dove era installato il gestionale dell'azienda Bulegato di Mogliano Veneto e volutamente danneggiato una delle serre. I ladri sono entrati in nottata, attorno alle 3 hanno disattivato il sistema d'allarme e neanche 4 cani li hanno sentiti. Ci siamo trovati una bella sorpresina, ci hanno tagliato entrambi i lati della serra, da una parte hanno fatto un taglio, dall'altra proprio un quadrato gigantesco per uscire e passare. Hanno praticamente disarcionato la cassa, hanno aperto tutto quanto quello che c'era da aprire sul cassetto, hanno tagliato fili, hanno portato via il computer e ovviamente il sensore dell'impianto d'allarme sopra la cassa stessa non funziona più. Per riparare i danni ci vorranno un po' meno di 10.000 euro, visto che la serra funziona grazie ad un sistema automatizzato di apertura e ha dei teli gonfiabili che trattengono il calore. Le 2 sorelle che gestiscono il vivaio contano che si torni alla normalità in pochi giorni. Da domani sarà comunque aperto, ma con i metodi di una volta, carta e penna, visto che il PC è stato portato via. Ma è qualcuno che ha bisogno di soldi, perché secondo loro cercavano solamente banconote, soldi liquidi, perché non hanno portato via niente di valore. Non è la prima volta che le 2 sorelle, Elisa e Marica, subiscono un furto, l'ultimo a gennaio in pieno giorno in cui hanno svuotato i soldi dell'incasso. Naturale l'amarezza per veder violato e distrutto il loro lavoro. Molta amarezza perché... Delusione perché non ti puoi neanche sentire sicuro praticamente delle cose tue, perché tu ci impieghi tanto, perché noi per aprire questa serra ci siamo andati avanti anni e anni, adesso era 2 anni che era aperta, cominciava a funzionare e poi ti ritrovi appunto a capo a dover mettere a posto una cosa a cui hai lavorato tanto per averla, insomma. Esatto. Il prossimo passo sarà rafforzare il sistema di sorveglianza, dicono, e sperare che episodi come questo non si ripetano. Ladri sempre più spregiudicati in questo post-lockdown, l'allarme l'aveva già lanciato e lo ribadisce oggi l'associazione Furti in Corso. C'è una insicurezza di stare in casa propria è il focolare domestico, quindi dovrebbe essere la cosa più sicura a questo mondo, no? Ci ha insegnato il lockdown, ci dicevano state in casa che state sicuri, no? In realtà adesso mi dice state in casa ma io non mi sento più sicuro, perché io mi vedo gente che mi entra e soprattutto vedo gente che entra ma in realtà poi esce tranquilla con le mie cose e con le sport, quindi la gente è arrabbiata subito. E si divide in 2, chi dice beh tanto alla fine ormai tanto mi hanno portato già via tutto, quindi non ho più niente, che vengano pure, e l'altra invece che comincia a dire beh ma a questo punto io non chiamo più nessuno e mi arrangio. E lì a me fa ancora più paura questa cosa qui, perché noi dobbiamo sempre chiamare le forze dell'ordine, dobbiamo sempre allertarle. Però poi succede la cosa dalla parte dopo, no? Potete, le forze dell'ordine sono con 2 macchine di nuovo ad oggi che fanno un territorio grandissimo e che con 10 furti in una sera non so come fanno quello che possono, quindi c'è qualcosa dall'alto che non funziona. Nel momento di lockdown eravamo tutti a casa, forze dell'ordine come non mai, viste ovunque con pattugliamenti e controlli incredibili, spiegamento di forze, ad oggi vediamo le forze dell'ordine che sono rientrate tutte nei loro uffici a fare tutti quanti i loro lavori e via dicendo, quindi vediamo un calo di controllo importante e ovviamente tutti possono girare, quindi girano anche loro senza nessun pensiero e senza nulla, quindi dico l'abbiamo previsto noi che siamo un'associazione, siamo un po' di cittadini e lo vediamo perché purtroppo abbiamo uno specchio, tutte le amministrazioni ci sono all'interno del gruppo, perché non sono riusciti a vederlo anche loro per fare un'aggiunta di controlli, no? Quindi ci fa un po' arrabbiare. Io vedo molta rabbia nella gente, no? Speriamo comunque che qualcuno ci dia una mano perché ad oggi è così e io non voglio profetizzare nulla di nuovo, ma appena comunque ritorniamo con il buio sarà peggio, perché questi sono rimasti fermi mesi con lockdown e devono rifarsi degli arretrati. Parliamo molto freddamente, ma è così. Lasciamo i furti e andiamo invece a Ponte di Piavi, 106 anni di una nonna speciale festeggiata da tutta la comunità. Nonna Lucia.
Lucia, a nome mio personale, dell'amministrazione comunale, di tutta la cittadinanza che mi onoro di rappresentare, porgo i più sinceri ed affettuosi auguri a nonna Lucia, che oggi compie 106 anni. Io sono andata dalle mie suore a come quando ero piccolina che andavo all'asilo, ho imparato tante cose. Un bellissimo traguardo di nonna Lucia che è per tutta la nostra comunità, e la ringrazio perché è anche un esempio per le giovani generazioni nel modo in cui affrontano la vita, e quello che ci ricorda sempre che grazie a questo esempio dei nostri anziani riusciamo con la loro testimonianza a ricordare anche il nostro passato e chi eravamo, da dove siamo partiti. Dico ai giovani, non lasciate la famiglia. Andate sempre alla messa ogni domenica e volete vedere papà e mamma, che sono i nostri vecchi da volta. Hanno capito? Sono donna. Sì. Ma sono bella invece. No, insomma, ma soprattutto, dice lei, ogni anno è sempre uguale. Sempre uguale. No, caro. No. Ho tanti anni che... E viva la vita! Complimenti nonna Lucia, adesso le notizie dal Bellunese. Ripartiamo dal Covid, 3 nuovi positivi che portano in totale a 39 contagiati in provincia di Belluno e una persona ricoverata in terapia intensiva al San Martino. Il Covid torna a occupare un posto di primo piano anche in provincia di Belluno, dove ormai da settimane, nonostante i ripetuti focolai, non destava preoccupazione. Ad essere ricoverata in terapia intensiva da questo pomeriggio è una degente del reparto di chirurgia dell'ospedale di Feltre, dove era impiegata l'infermiera risultata positiva al Covid. La scorsa settimana la paziente è stata subito isolata e inviata agli infettivi del San Martino, dove a quanto pare l'aggravarsi delle condizioni per una patologia preesistente al Covid, fa sapere l'ULSS Dolomiti, ha costretto i sanitari al suo trasferimento in terapia intensiva. Adesso la preoccupante situazione dell'ACC di Mel preoccupa che cosa? L'inquietante silenzio delle banche sul prestito ponte necessario per il piano industriale. Per il momento hanno risposto no a tutte le nostre richieste, quindi è veramente paradossale perché mette in crisi quel rapporto di fiducia che c'è tra il territorio, le istituzioni e le proprie attività economiche. Ha dell'incredibile l'atteggiamento attendista dei maggiori istituti bancari italiani che a fronte di garanzie non hanno ancora proferito verbo sul prestito ponte necessario al rilancio dell'ACC di Mel. Domani scade il termine stabilito durante l'incontro del 7 luglio scorso al tavolo regionale e la cassa in mano al commissario straordinario Castro Autonomia fino al prossimo 30 settembre. Oltre quel giorno l'impegno fino ad oggi profuso a tutti i livelli potrebbe finire alle ortiche, segnando di fatto la fine di un'azienda strategica a livello nazionale, l'unica che ha in mano la produzione del compressore per la refrigerazione. Lo abbiamo ripetuto più volte, hanno una responsabilità istituzionale perché c'è una legge dello Stato che prevede l'attivazione dell'articolo 55 e quindi i finanziamenti delle banche nei confronti di questa azienda, e anche una responsabilità sociale. Questa è un'azienda di importanza strategica per il tessuto produttivo della provincia di Belluno, e quindi crediamo che chi veramente si professa di essere vicino al territorio anche dal punto di vista sociale lo debba oggi dimostrare. Stamattina i sindacati di categoria si sono incontrati con le RSO aziendali. Il progetto industriale è serio, incalza Zulian della CISL, che ricorda come il comparto del freddo a livello nazionale stia aumentando le proprie vendite anche grazie ai riconquistati volumi produttivi di ACC. Dalla ripartenza sono state riassunte 18 persone, qualche settimana fa è stato istituito il premio di risultato. Insomma, le condizioni di rilancio ci sono e i sindacati, a ridosso delle imminenti elezioni, lanciano un appello a tutti i candidati affinché si facciano carico del futuro dello stabilimento di Mel. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, dice Mauro Ferraro della UIL. Saremo prontissimi a reagire come abbiamo sempre fatto appunto nell'ultimo anno. Vedremo di fare le assemblee con i lavoratori, trovare come sempre delle soluzioni che non impattino neanche la produttività, perché come abbiamo bisogno sempre paradossalmente anche di produrre, e quindi cercheremo le soluzioni migliori. E poi il maltempo che non ha colpito solo Verona, Vicenza e Padova, ma anche il Bellunese.
Ci sono anche i comuni bellunesi di Rocca Pietore, Valle di Cadore e Cortina d'Ampezzo nell'elenco stilato dalla Regione che ha formalizzato lo stato di crisi per le avverse condizioni meteo dello scorso weekend. Sabato sera le prime avvisaglie con una tromba d'aria a Venasse di Cadore che ha sollevato i tetti di 2 case. In Valle del Boite si è temuto il peggio, ma fortunatamente non ci sono stati feriti né evacuati. Nelle stesse ore una frana si è mossa fra Sottogude e Malgacciapela, in comune di Rocca Pietore, e ieri una colata di acqua, detriti e fango ha investito la 51 di Alemagna nel clou del controesodo. Mi sono sentito con il vice sindaco di Cortina anche più volte che era sul posto, con i vigili del fuoco di Belluno. E da quello che so io, ripeto, io non sono stato sul posto, quindi riferisco a quello che mi è stato detto, si è riempito il bastone che c'è dietro e ha cominciato a tracimare. La strada è stata chiusa per pochi minuti. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco con le pale gommate del personale dell'ANAS hanno consentito di liberare una parte della carreggiata in pochissimo tempo e la circolazione è ripresa a senso unico alternato. È già alle 22 il traffico è tornato regolare in entrambi i sensi di marcia. Stamattina il presidente Zaia ha annunciato lo stato di crisi sulla base dei dati ricevuti dalla Protezione Civile. Noi abbiamo avuto la provincia di Belluno con Rocca Pietore, Valle di Cadore e Cortina d'Ampezzo che sono i detriti di Acquabona, per capirci. Domani mattina a Palazzo Balbi saranno disposti gli interventi di somma urgenza, ma intanto nel bellunese polemica per i lavori ad Acquabona perché non è la prima volta dall'inizio dell'intervento di contenimento della frana che la vasca risulta insufficiente e con i mondiali sempre più alle porte la richiesta da più parti è di abbandonare quell'inutile e oneroso progetto e di realizzare una galleria in destra Boite per risolvere per sempre l'attraversamento di San Vito e della frana di Acquabona. Riflettori sul maltempo anche a Ringa questa sera dalle 21:15 perché ci sarà subito in collegamento per tutti gli aggiornamenti il sindaco di Verona Federico Sboarino, ma poi anche spazio ovviamente alla politica con Giacomo Possamai del Partito Democratico, Enrico Cappelletti, Movimento 5 Stelle, Elena Ostanel, Veneto che vogliamo e Roberto Marcato della Lega. Vi ricordo poi che Ringa raddoppia e quindi c'è anche domani sera alle 21:15, quindi da stasera, da questa settimana, il doppio appuntamento con Ringa, il lunedì e il martedì. Vi lascio al meteo, arrivederci. Benvenuti al meteo. Dopo il forte maltempo dello scorso weekend con il violento nubifragio che ha colpito in particolare la provincia di Verona, martedì 25 agosto tornerà il sole. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto pressione in nuovo aumento, bel tempo con ampio soleggiamento dappertutto, sarà asciutto e stabile con cielo sereno o al massimo velato. Per questa giornata non sono previste precipitazioni degne di nota. Clima gradevole con temperature minime fino a 20 gradi, massime invece tra 26 e 30 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole su tutte le province, non sono attese piogge, cielo che sarà sgombro da nubi. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, massime invece sui 27-28 all'incirca. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato ovunque, qualche addensamento ma del tutto innocuo sarà possibile sui settori alpini di confine. Temperature minime sui 14 gradi, massime intorno ai 27 gradi. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.